Ok, ci siamo. Papapero, papapero. Allora, vediamo un attimo. Live cominciato. Ok. E adesso aspettiamo i ragazzuoli. Eccolo qua, il primo è arrivato. Oh. Papapero, papapero, papà. Eccoci qua. Eccoci qua, grazie Anibus, grazie per gli auguri. Ciao Anibus, ciao Dorengi, ciao Marx, ciao Enrico, ciao Hangtown. Siamo qua su Football con questa notizia sconcertante di calciomercato. Ignazio Abate finalizza il trasferimento al Tottenham. Grazie per gli auguri Sdev. Ciao Dark Ins, ciao Ramstein, Italian, ciao Luca. Oh, siamo già in 10, cazzo. E siamo qua. Ammazza, ho già 18, veramente bene, bene. E vedi, è importante fare l'annuncio prima, secondo me. Così la gente sa meglio come andare. Cioè, come cazzo fa il Tottenham? Come fa il Tottenham a comprare Abate? Vabbè, insomma. Se devono fare un calciomercato intenso, ragazzi, abbiamo tanti giocatori da comprare, i soldi ci sono, ma non possiamo sprecarli tutti. Mamma mia, sarà durissima, fioi. Ciao Just, questo gioco mi porterà anche veramente a poter leggere bene i commenti, quindi sulla carta potrebbe essere un gioco infinito questo, speriamo bene, adesso spererei proprio che andasse bene FM, cazzo. Come compra Bloaty. Adesso appena che cominciamo dobbiamo fare una bella lista perché qua dobbiamo fare un po' il raiola della situazione, i Di Marzio, dobbiamo veramente comprare bene ragazzi, bisogna comprare bene al minor prezzo possibile e più possibile giocatori forti. E se possiamo farlo a rate anche meglio. Ok Marco Pighi. Ok Marco Pighi. Adesso appena siamo almeno un 25-26 partiamo. Ho fatto anche un riposino prima di cominciare, che sono un po' rimbambito. Ai, ai. Dybala, però il nostro obiettivo sono più difensori tutti, dal terzino destro, terzino sinistro, dei due centrali, ai centrocampisti, perché in attacco siamo messi, non dico bene, però abbastanza. E beh, anch'io, il primo Football Manager che ho giocato è Football Manager 2000-2001. Quindi insomma, compra Peppa Pig Forever. Come mi saluti, ciao Amedeo Miceli, ciao Alfonso, ciao Matteo. I love you, Kume, grazie Gianluca. No, con l'Eletro potrei fare quello che voglio, però chiaramente ci sono delle limitazioni, ragazzi, perché non possiamo, adesso ho fatto all'inizio due giovani, ho voluto prendere per partire, ma adesso tutto con le nostre forze, saremo insieme a decidere cosa fare, perché sarà una serie interattiva, più interattiva di questa, è proprio impossibile trovarne.
Attenzione, Casares, terzino una belva, Antonelli, già si comincia i primi botti di mercato, ragazzi. Kinsha anche, non lo conosco questo. E cominciamo con i primi botti. Ciao Stefano, ciao Luca 5 mani, ammazza 5 mani, spara. Allora ragazzi, andiamo a vedere la nostra rosa. Parapapà. Allora, questo sarà il nostro modulo, ragazzi, con 4 difensori, 3 centrocampisti di cui un mediano, una alla destra, una alla sinistra e una punta di peso, ragazzi. Questo è il mio gioco preferito ed è il mio, un po' Zeman nel suo modulo, io il mio. Buono, buono. Ciao The Smike, ciao MattMatt00, ciao Gilles, ciao Simone. E niente ragazzi, allora cosa bisognava? A me della difesa convince tra virgolette solo Ronaldo, ma tra virgolette io voglio comprare 2 centrali e 2 terzini e almeno un centrocampista. Budget circa 40 milioni, ma facciamo finta di averne 30, almeno 10 li vorrei tenere per la sessione invernale. Ciao Amedeo, ciao Vittorio. Ragazzi, prima di comprare i Turbo e Dybala bisogna comprare difensori e centrocampisti, ragazzi, perché l'attacco già abbastanza c'è, anche se forse un attaccante di riserva può essere utile, anche se in realtà abbiamo comunque anche Bas Dost, che vabbè, insomma non è proprio il fenomeno della vita, però insomma, anche una riserva ce l'abbiamo, ecco. Ciao dipendenza, compra Messi. Gimenez dell'Atletico, difensore Savic e Casares. Ok ragazzi, cerchiamo adesso di ed è Sciglio. Allora, ricordo che i primi due acquisti che sono venuti fuori nel gioco sono al Real Madrid Amsic e al Tottenham Abate. Ciao Alessandro Rosi. Rocco magari appena andato al Manchester non viene. E Varane secondo me è incedibile, possiamo anche provare Matuidi. Grazie Andri. Come puoi dire di iscriversi al canale di Amedeo Miceli, l'ho detto. Prendi bene Marquinhos per la difesa, Brozovic costa poco. Juan Jesus, beh, i giocatori dell'Inter sarà un po' dura. Doria o Campos è il mio pupillo da anni e Doria sono appena andati entrambi al Marsiglia mi sembra, quindi la vedo abbastanza dura. Vediamo un attimo perché anche Doria è un giocatore buono, anche se io lo considero un po' lento. Vediamo un attimo, France, Ligue 1, OM, Marseille. Vediamo un attimo. E di Lucas Ocampos in prestito. E Dorione, non c'è Dorione. Mi sembrava che anche Doria fosse andato di là. Riserve. Doria, eccolo qua. Tutti e due già del Marsiglia purtroppo. No, attacco. Ciao Matteo. Sar del Dortmund. Lugano. Socrates o Subotic. Prendi un portiere. Anche il portiere sicuramente in cosa. Vincerà Marquez. Adesso ragazzi un attimo. Che se no dopo mi arrivano troppi consigli e non riusciamo a leggerli. Secondo me devono fare in modo di leggerli tutti. 17 anni, grande prospettiva. Miglior giovane del gioco. Gabriel Barbosa del Santos. Andiamo a vederlo, ragazzi. Allora, no, aspetta, facciamo così che facciamo prima. Allora, io spero di riuscire a leggerli tutti così, cazzo. Perché ne arrivano tanti. Brasile Rao. Allora, Santos. Ciao Sick, ciao Marco, ciao Luca, ciao Mr. Pagan. E ciao Jolly Rig. Marquinhos. Caldirola. Ricordarmeli tutti non è facile. Non mi ricordo già più quello del Santos, porca troia. Gabriel Barbosa, vediamo. Vediamo sto Gabriel Barbosa. Però stiamo parlando di giocatori. Che sboccio, sì, questo è buono. Però stiamo parlando di giocatori in avanti. Tanto li mettiamo. Rapporto dell'osservatore. Visione a giocatore. Ok. Zivkovic. Ciao Alex Canto. Ok, Zivkovic. Allora. Oh no, aspetta, che cazzo. No.
Kovic, vediamo se ho scritto giusto. E qual è però? Questo qua, 17 anni. Quello è Ricairo, Andrija o Nicola. Zoet 91, Bachele fortissimo, però mi sembra sia davanti. Il prossimo PES domani. La Porta del Bilbao, come portiere Scuffet, ok. Benzia del Lione. Jadvaj purtroppo in prestito non possiamo prenderlo. Richiaro, ok. Rapporto dell'osservatore, guardiamo. Ok. Buono, allora adesso andiamo un attimo avanti. Abbiamo anche l'amichevole adesso. Cancella dell'Anderlecht. Fabio Sciar è uno di... lo so, è uno degli acquisti che voglio fare, ragazzi. Oh, Musacchio, va al Madrid anche il Musac. Va bene, che dire, affida per futuro al Real Madrid. Va, diventa professionista. Barbosa, abilità potenziale, 3 stelle, ok. Lui 2. Vediamo il nostro osservatore perché dovrei mettere anche gli osservatori. Questo ha giudizio abilità 14, potenziale 12. No, guarda, capo osservatore, avevo deciso un coglione. Non mi fido di sto stronzo. Non mi fido, non mi fido. Allora, vediamo un attimo. Bisogna cambiare un attimo l'osservatore, però. La rosa del Forsberg deve essere scelta. Harry Kane, yes. E Kevin Volla di primi 2 colpi della carriera comendiana. Cominciata così. Ok. Allora, quello che dobbiamo vedere, ragazzi, abbiamo detto capo osservatore un attimo, perché il capo osservatore, cioè, non posso avere sta merda, cioè, non si può avere sto capo osservatore qua. Capo osservatore, reputazione, continentale, vediamo, Bojan Kirkic. No, voglio capire un attimo, italiano se possibile. Come ingaggio siamo messi benissimo, abbiamo circa un 30 milioni di disavanzo e come budget abbiamo 30 milioni, 35. Jedlin. Ok, allora nazionalità, capo osservatore, vediamo, continentale, Gaetano, Tisena Troia, 17-16. Mentre il giudizio abilità e potenziale, questo mi serve, Fabrizio, 16-16. Ciao Budweiser. Proviamo lui. Contratto per ingaggio. Capo osservatore però. Ok. Perfetto. E facciamo una bella cosa. Riscindiamo qua osservatori. No. Allora, staff. Capo osservatori. Pier vaffanculo questa pippa. Ciao. Allora, contratto. Rescissione consensuale. Speriamo che me la... Ok. Ciao vecchio. Fuori dai coglioni. Arriva lui. Buono. E gli facciamo riosservare i giocatori che magari mi dà qualcosa di meglio. Adesso abbiamo anche l'amichevole. Affare fatto. Troja è arrivato. Ma quell'anno di Silvestri per carità. Darmian raggiunge l'accordo. Cazzo, questo volevo prenderlo. Ecco, ci hanno già inculato. Bene. Darmian è buono sul gioco. Ce l'ho nella mia carriera e fa molto bene. Giuseppe Corti. Ciao Mark, tutto gamers. Grazie Roberto. Benzia. Vediamo sto Benzia che me l'avete detto in tanti. Dopo chiaramente dopo dovrò scegliere, cioè, tutti questi consigli sono meravigliosi. Poi devo anche vedere quale reputo più forte, qual è Yassin. Questo è punta però. E punte a me non me ne servono adesso. Ragazzi, ho bisogno di difensori e centrocampisti. Attaccanti dimentichiamoceli per adesso. Wazer. Non mi ricordo dove li ho scaricati, sinceramente, i giocatori. Non mi ricordo proprio. Ciao Ste. La porta, vediamo. Allora, qua scrivere così. La porta. Bisogna anche del nome però. Questo cos'è? Un difensore centrale di 33 anni, non penso mi succedete questo.
Julian, 20 anni, mediano. Poi c'è Fabione, 23 anni, non mi sembra un fenomeno. Romagnoli e Rugani, ma questi non arrivano perché sono appena arrivati Rugani e... Ecco, Rabiot sì. Eccolo qua, questo è Aymeric Laporte. Questo è buono, costa 6 milioni di euro. Rapporto dell'osservatore, vediamo. Ciao Filas Drew. Non potete vedere che giocatori, i miei pupilli, diciamo, anche se non volevo sempre comprare i giocatori che piacciono a me, perché sennò faccio stagioni sempre uguali. Vediamo un attimo di riosservare gli altri, perché me li ha osservati un coglionazzo, me li ha osservati. Rapporto osservatore. Vedi, mi dà ancora il rapporto di sto stronzo, porca puttana, vabbè. Ramirez, chiaramente lo voglio provare. Odegaard, speriamo ci sia nel gioco, però, è vero. Vediamo un attimo. E vediamo come se è forte, però, anche perché noi non vogliamo prendere sole. Ode. Vedi, non me lo trova, cazzo. Si scrive così, non me lo trova. Ciao, Damn Style. Odegaard. Eccolo qua. 15, che spea, cioè, ho capito che è forte, ma l'hanno fatto veramente forte, che sboccia. Mamma mia, come bruciare i giocatori. Poi allora, vediamo un attimo, Ramirez, che questo sarebbe il mio... chiaramente lo prendo dal primo anno del Cruzeiro, cazzo, Ramirez. Cioè, mi ricordo quando prendevo Bale dal Southampton, che non lo conosceva nessuno, era ancora terzino sinistro, cazzo, mamma mia. Cioè, pazzesco. Questo vuol dire che sono vecchiotto. Cazzo sto facendo? Come sveglia? Dobbiamo andare. Allora, nei campionati. Europe. Europa. Inghilterra. L'inizio sarà un po' più lunga chiaramente perché vediamo, Ramirez però non lo voglio pagare tanto. Vediamo, Boga ci sarebbe anche nelle giovani. Berardi al Chelsea, no, è incredibile. Ma che acquista, eccolo qua, Jelen Boga. Osserviamolo, questo è forte. Anche Werner vorrei prendere, ma non te lo danno neanche, guarda, neanche se piangi non te lo danno. Vediamo un po' qua. Coche, magari, sì. Ragazzi, sti qua costano un pochino troppo. Ramirez è infortunato, vabbè, un giorno. Contratto, proviamo a fare offerta. Vale sì, 29 milioni, ma che sbordo. Proviamo a fare così, 3 milioni, 4 milioni subito, rate mensili, 48 mesi. 11 milioni, più di così non è, però non me lo daranno mai, aspetta, vediamo almeno di arrivare a 10 qua. Budget trasferimenti, Dumbia, Gimenez adesso guardo, auguri come grazie, Rabiot sì lo prendo a parametro 0, però cercherò di prenderlo. Ecco, praticamente così il bilancio mi toglie 10 milioni, impatto sul budget, però che sboro, costa troppo, no, non glieli do tutti questi soldi, non esiste. Non esiste proprio. Guarda, il massimo così, se vuoi. Ramirez, Lalla nella Marrena, vabbè, questi li conosco tutti. Baselfio, andiamo al Basilea, questo è proprio il primo difensore che volevo prendere, ragazzi, vediamo un po'. Vediamo un po' se ci sono le possibilità di portarlo a casa, sto bestione qua. Basel. Allora. Fabian Schär. Fabian Schär, quanto costa? Un cazzo. E qua godo. Offerta. Possiamo dargli 1,5 subito. Rate mensili. 48 mesi. Che cassemo. Cominciamo bassi e vediamo. Andiamo un po' avanti. Dobbiamo fare la partita qua. Ok, prima amichevole. Dopo andiamo a vedere quello dell'Atletico. Anche Caceres mi avete detto che è forte.
Embolo Cume, ok. Qua mettiamo le riserve. Le riserve, allora il portiere. Mettiamole tutte tanto, insomma. Buono. Sono tutti in vacanza però, cazzo. Prendi Congolo. Buonaventura, sono appena arrivato. Tanti sono in vacanza però. Infatti no, ciao, no, non esiste, cazzo. Vado in vacanza perché ho troppa gente. Faccio le altre perché che sboccio con tutti in vacanza. No. Profilo, vai in vacanza, rientra dopo un giorno. No, Jetval non viene purtroppo. Questi li ho visti, li riconosco questi, non mi entusiasmano sinceramente. Ruiz, Shaw, Digne, certi sono appena arrivati, ragazzi, sono appena stati trasferiti, non te li dà il gioco, non è come FIFA. Bene, 2-1 con Red, bene. Già iniziato l'offerta, vaffanculo. Allora, la porta 3 stelle mi dà. Però questo sembra già forte, cazzo. Questo sinceramente proviamo a prenderlo. Già 6 milioni costa. Tielemans. Bernard dello Shakhtar non mi piace. Mastur no, no, guarda, io dal Milan non compro nessuno, cazzo. Allora, proviamo a fare 1,5 subito. E proviamo 7. Dai, proviamo così. Paolo Romagnoli è un mostro. E Meniche. Southampton, vediamo questo. Credo che se questo ritmo nel mercato una stagione la finiremo in un anno di live. Dobbiamo un attimo darci una regolata perché qua li vogliamo provare tutti, ma che sboccio non è facile, non sarà semplice. Almeno nel periodo di calciomercato non è semplice perché veramente voi giustamente me ne consigliate un sacco, io voglio vederli perché non li posso conoscere tutti. Giocatori. Vediamo, difensore destro. Molto veloce nei cross, buono. Questo mi piace. Questo in primo impatto mi piace. Proviamo. Offerta. Che sborro però, Fiori. Cioè. Devono costare un po' meno, però, ragazzi. Perché non abbiamo tutti questi soldi, Devono costare un po' meno. Tadic. Coma, non vengono quelli là, ragazzi. Non vengono. Depay in avanti, ho bisogno di difensori per il momento. Rapporto su Odegaard del Real Madrid. Ma già il Reale, ragazzi. Cioè, facciamo fuori l'offerta, ma non te lo daranno mai. Boga del Chelsea, no, è una pippa, vai. Allora, aspetta un attimo, questo qua è Budweiser, che lui gioca a Football Manager prima ancora che lo inventassero. Allora, Congolo. Vediamo cosa mi dice. Persone. Qual è però? Allora, Terence, difensore centro. Che spoccio, marcatura dai 12 ai 20. Dovrebbe essere questo, penso. Vediamo questo. Difensore centro che lui, ma non mi sembra sto mostro. E questo, non lo so, dovrebbe essere questo. Lo so che Boga è forte, però devo vedere anche cosa mi dicono i cosi. Terence, ok, Tegesborg, sto qua sembra forte, Offerta. Lo so che vedo che diventa un mostro. Questo sì, grazie. E l'altro è Tielemans. Vediamo. Tielemans. Allora, Tielemans, nome, allora Nick Tielemans, 22 anni non penso, Stefan, non mi sembra, Yuri, Yuri, questo non lo conoscevo, vedi, infatti sì, è Yuri. Questo è centrocampista centrale, però a me serve uno bravo in marcatura però. Questo dopo, Icardi, Luke Shaw è un mostro ma non me lo danno. Dio, 94 spettatori, cazzo, con Football Manager. Non ci credo, cazzo. Non ci credo. Pazzesco, non me lo sarei mai aspettato con un gioco così. Qua bisogna cercare di fare le cose fatte bene, che non è facile, non è facile. Ok.
Allora, grazie a voi. Witzel non mi piace. Bruma neanche non mi fa impazzire. Zuma del Chelsea, questo è buono, sì. Però il problema è che Shar quanto vogliono? Beh, cazzo, che sbocciami. 1 milione subito, 3 a rate. Benissimo. Shar è nostro, assolutamente. La porta è rifiutata. Dobbiamo spendere il meno possibile, ragazzi. La vostra offerta per Emerick Laporte è stata respinta da tanti conflitti di poter chiudere a fare con un'offerta migliore. Ecco, intanto io vado sempre su appassionato, vado sempre. Perché io sono un allenatore abbastanza incazzoso. Non ho intenzione di discutere questi dettagli per ora, non rompetemi i coglioni, merde. Allora, PSG. Io sono una via di mezzo tra Mourinho e Mazzone, fioi. PSG. PSG. Peccato che mi hanno fregato Campos, cazzo, maledetti. Matic, Kuman. So, sì, Kuman è il mio idolo, grazie. Ciao Geco. De Sciglio Kuman. Non vorrei comprare giocatori di Milan e Inter per motivi un po', come si dice, perché sono incazzato col Milan e l'Inter, insomma è chiaro che faccio un po' fatica a comprare giocatori dall'Inter, sono sincero. Rabiot, vediamo se me lo, visto che il parametro del prossimo anno lo prendo gratis, vediamo se me lo danno a 1,4. Adesso andiamo, ricerche. Allora, vediamo, posizione, centrocampista centrale. Centrocampista. Ciao Antonio Carrante, Wilshere, non te lo danno. 100 spettatori. 101 ragazzi, non ci. No, Fioi mi fa paura. Cioè, non ci credo. Grazie, Fioi. TVB. Allora, aggiungi. Allora. Ho bisogno di vedere. Abilità. Oh, ma sono i coglioni. Presenze, forma. Questo cazzo di luogo di nascita. Ruolo. Qualità, marcatura mi serve. Dio santo. Marcatura. Ciao Ale. De Ceglie. Prendi me come giocatore. Clown Chambers. Questo lo vediamo. Marcatura 20, da giochi di centrocampista, chiaramente neanche uno. 19, 18, 17. Stefan. Vediamo questo. Quanto costa? 5 milioni. 25 anni, osserviamolo. Ok. Ciao Genio. Verratti Cume. Ciao Gabriele Randazzo. Murru del Cagliari. Balanta del River. Balanta. Vediamo Balanta. Vediamo sto Balanta. Siamo arrivati a 100 ragazzi. 101 per l'esattezza. Incredibile. Balanta del River. Andiamo a vedere come l'hanno fatto. Che Sporo è già forte. È già forte. 21 anni. Quanto costa? 3 milioni. Proviamo. E devo stare attento agli extracomunitari. Vediamo così. Ok. Bonazzi Edlin. Allora, Share accettata. Ok. Stipendio 1, quanto prende di là? Facciamo 1,6, 1,6, dai, se viene qualcuno, magari visto che abbiamo dato di più. Proponi. Perfetto. Questo ragazzi è un bel acquisto, eh. Anche se è marcatura 13, ma crescerà questo. È lentino, però per quello che lo paghiamo 2 milioni, ragazzi. Vuole negoziare, quanto vogliono? 10 in totale. Questo è anche bravetto, però bisogna abbassarla un po'. Ma è Blanco della Juventus. Però bisogna giocatori già un po' pronti, però, ragazzi. Cioè, perché comunque dobbiamo puntare a vincere qualcosa in 2 anni. Ho bisogno di giocatori un po' più pronti, sinceramente. Giocatori che sono già, insomma, non dico straffermati, però che già possono dare tanto adesso. Depay del PSV non mi ispira. Zapata del Napoli neanche. Video professionista. Beh, ma è chiaro, appena preso il Real, non lo conosco bene sto gioco, quando appena preso non arriva mai purtroppo. Questo, allora,
Ma non lo so, non mi convince. Ramirez quanto vogliono? 23 milioni. Cioè 23 milioni che mi vanno via subito, però cazzo, 40 milioni esiste. No, 40 milioni non te li do. Proviamo così. Però sono sempre tanti, cazzo. Rifiutata. Allora facciamo così. Facciamo subito 1,5. Rate mensili 48 mesi. Siamo 10. Liz acquista questo. Alvarez rifiutata. Per Balanta. Rabiot rifiutata. Ma che sboccia vai via, parametro 0. Guarda, solo a 1,9 arrivo. Poi lo prendo per il, cerco di prenderlo per il prossimo anno. Il fratellino di Hazard. O ciò come per Draxler, è un altro pupillo Draxler. Però ho bisogno di centrocampisti più difensivi o comunque è stata rifiutata per Eric Laporte. Questo è forte, però qua dovevamo insistere. Anche Cosi, Inigo Martinez. Quanto vogliono? Beh, con 6 lo posso anche prendere. Però inglese, ragazzi, dobbiamo anche valutare che siamo in Germania, perché i tedeschi in Germania non possono anche fare, però non dobbiamo troppo snaturare la squadra. Vogliamo Ronaldo. Kramer. Kramer è quello che l'ho preso nel Leeds l'anno scorso. Però non voglio prendere troppi giocatori uguali, se no faremo la stessa carriera. Shar. Eccolo qua. Primo colpo, ragazzi. Shar. Pagato pochissimo. 3 milioni di euro. Che sbaglio. Grande colpo di mercato. Harry Kane già preso. Herrera del Porto è già arrivato, fioi. Ok. Ragazzi, vuole tanto, 4 milioni all'anno, però cosa dite su Natalian Klein? Purtroppo non lo conosco questo, però sembra veramente una bestia, cosa faccio? Intanto io la accetto, però vuole tanto, Ciao Ganioi. Ganioi. Intanto faccio... ok, dopo in caso annulliamo. Però ho bisogno del consiglio se 4 milioni sono tanti. Allora qua rifiutata, la facciamo così. Rabiot, offerta di contratto, ancora non posso, vabbè, la trasbordo. Vuole iniziare con Golò, 5 milioni, abbiamo detto 20 anni però di prospettiva questo. Però intanto, ok. Garcia offre a Guerra, non quello giusto però. Ross Barkley, lui è fortissimo. Ok, prendilo, Klein che è una belva. Ok, chiaramente anche io non li conosco tutti i fioi. Negoziare Telemans 16 mesi, sì, però che sboris e matti. Aspetta, no. Fai un'offerta. Una pista centrale, questo sembra buono, però. Questo sembra veramente buono. 17 anni, cazzo. Certo che è una squadra tanto giovane, però. Darmian già comprato, purtroppo. Javi Martinez. Ramirez accettata quanto? 27 milioni, vero? 27 milioni per Ramirez sono tanti, cazzo. Sono troppi, non esiste. No, 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 no. No, abbandona 27 milioni, che sbrola, cioè, non esiste che li spendo. Ti prego, un saluto, ciao Michele del Simone. No, attaccante non mi serve. Lucas Romero. Era ancora rifiutata questa, porca puttana. Questo si fa... Ah, questo me l'ha proprio accettata così, vabbè. Va bene. Ok. Allora, Lucas Romero. Lucas Romero. Ok, ho capito, sì, ho capito chi è. Marca, questo è fortissimo, sì, è una bestia. Questo è una bestia. Ok, proviamo così. Trasferimenti. Allora.
Iavi Martì, oh, Romero accettata. Ho accettata. Offriamoli un po' di più. Ok. Sono stati anche il budget, ragazzi. Romero, cazzo, subito. 8 milioni sarà. 8 milioni per Romero, cosa dite, ragazzi? Perché dopo a tutti quelli a rate, a questo Mackay Steven. Sì, Pozzo lo conosco. Però ha bisogno di giocatori pronti subito, però. Comunque Romero, vedete se va bene la cifra. Così, perché ho bisogno anche dei vostri consigli, anche perché è più difficile giocare così, eh. Con anche le leggi dei cosi e tutto quanto. Steven. Dove gioca Mackay Steven? Perché non lo trovo, cazzo. Mackay Steven. Non ti dire dove gioca, ragazzi. Comunque aspetto per capire se vanno bene intanto gli 8 milioni e 5 per Romero, che questo sembra veramente un centrocampista che può fare il caso nostro, eh. Bravo in marcatura, bravo dappertutto. Dove serve, dove mi serve, bravo. Aspettiamo un po' qua, siamo in 90. Però siamo in media di 100, fi. Allora, qua avete scritto ancora, cazzo. Vediamo, scusate ragazzi. Allora, Alex, no, come troppo. Come troppo. Sì, ma l'andai è morto, poveretto, perché ricevisci quindi in totale pagheresti 10. Dundee United, ok. Scusate, non avevo visto che era partito. Scott, allora. Sono un po' indeciso su questo, ragazzi. Intanto andiamo a vedere quello del Dundee. Però sembra forte, porca puttana. Io non lo conosco, ma non l'ho mai provato sul gioco. Io lo farei anche il rischio. Questa è bella, eh. Massimo 6, è troppo per lui, tanti te che è troppo, però. Ma dov'è? Cioè, non lo vedo però qua. Dundee. Non c'è però il giocatore che mi avete detto. Forse nelle Under 20? No. Ho capito male io. Ma qua non lo vedo però. Ah, era qua, aspettiamo, la posta in arrivo. Paghiamolo meno allora. Ardite la Sam. Ciao Paolo, mi saluti biondo, ciao Michele. È dura qua perché qualcuno dice di prenderlo, qua non prenderlo, devo fidarmi di me stesso allora. Vent'anni a cazzo, facciamo. No, non ho messo il database piccolo, ho messo il database grande, cazzo, è per quello che non capisco perché non c'è. Ah, nel Celtic, ah, eccolo qua, capivo adesso. Ciao, che sboccio. Allora. Però vorrei prenderlo, cazzo, mi ispira proprio Romero. Club. Celtic, dove sei Celtic? No, faccio prima andare di qua, porca puttana. Certo che non pensavo fosse più semplice ehm, fare le due cose. Invece neanche subito prendere Romero. Ok, allora va buono. Romero lo compriamo adesso. Proprio non è facile neanche con questo gioco, porca puttana. Allora, Scozia, Celtic. Mi saluti, ciao Jolly. Casemiro, Baselli, Benbiglia. Provano di questo. Vediamo Baselli. E se Sergi Samper lo conosco, non mi fa impazzire. Rosa Under 20. Oh, non c'è però, fio, eh. So Steven qua, non lo trovo. A meno che non sia deficiente, non riesco a vederlo, ma.
Eh, non capisco. Vediamo Baselli. Baselli. Il Bode svincolato. Persone. Ma lui Baselli intende quello dell'Atalanta perché... di 2 anni, però un italiano in Germania mi convince fino a un certo punto. Questo lo prendiamo comunque. Sì, sì, lo compro tutto. Questo deve essere... Questo farà la differenza, sono sicuro. William non viene purtroppo. Gary, non lo trovo questo Gary Mackay. Non lo trovo, Fioi. Non lo troviamo. Parla Benaglio. Ok, perfetto. 104 ragazzi. De Vrij è appena andato al Hamburgo. Lewis, vediamo questo qua dell'Hamburgo. È appena andato alla Lazio, non vengono sti qua. Germania, Hamburgo. Vediamo. Ma pare che è in prestito, ma comunque ha bisogno di giocatori difensivi e centrocampisti. Che lavoro fai? Sono impiegato amministrativo. Dybala, adesso vediamo. Prima dovevamo fare la parte difensiva. Ok. Arriva anche lui. Perfetto. Aggiunge il ritiro. Adesso dobbiamo vedere quanti soldi abbiamo però anche. Allora, tattiche. L'abbiamo preso. Char. Lo cazziamo qua. Lucas Romero qua. Così abbiamo anche Arnold come riserva. Che sboro Arnold te lo godi sempre. E qua, allora vediamo, Romero, regista mobile, ok, regista mobile, perfetto, lui, terzino bloccato, vediamo compiti automatici, siamo tranquilli. Beh, adesso come centrocampisti però abbiamo, vabbè, Perisic qua ci fa tutto praticamente, Perisic è multitasking proprio. Gianluca Gaudino. Allora, vediamo un attimo che abbiamo in riserva. La mediana abbiamo Gusto qua, che vabbè, 15 anni. Ok. No, questo può andare anche a cagare. Questo qua che insomma non è malissimo, però neanche una bestia. In difesa ne bisogna un altro difensore. Adesso con calma, dai, facciamo tutto. Negoziare 5 milioni. 5 milioni. Madonna, quanti nomi che non sto capendo più niente con tutti sti nomi. 5 milioni di difensore, però ancora non è proprio pronto. Finanze. Cioè 7 milioni abbiamo ancora. Non volevo neanche spenderli tutti. Adesso facciamo accetta, poi vediamo. Io non voglio rose troppo lunghe, eh. Questo non vuole un cazzo di stipendio. Zuccolini mi piaceva, non mi dice più tantissimo. Andiamo al Celtic, Tolisso. Intanto facciamo ok, però ecco, non mi sembra ancora pronto però, perché ho bisogno di titolari comunque, Fiori, cioè no solo di giovani. Meeting con lo staff. Adesso non rompiamo i coglioni. Facciamo elementi individuali, per il momento facciamoli così. Questo poi facciamo noi, non ho bisogno di nessuno io. Sono felice di aver venuto nuovi acquisti, non voglio discutere robe economiche. Ok, Riccardo Rodriguez ti darà una mano. Non intendo parlare di problemi, non per il cazzo. Allora. Emre Can del Liverpool, se lo conosco non mi fa impazzire. Allora, allenamento. Allora, abbiamo fatto intanto forma fisica.
Ok, stiamo facendo forma fisica a cannone adesso. Adesso facciamo tattica molto alto e affiatamento squadra molto alto. Mi trovo sempre bene con questo mio regime di allenamento per l'inizio, dopo chiaramente ognuno ha le sue. E la porta questo dobbiamo prendere, dai. Dobbiamo spenderli qua. Per questo difensore qua. Verigna, 28 questo proprio mi serve a poco. Quanto vale? 5 milioni. Ma non c'è molto da dire in questo momento, non proprio il cazzo. Del Piero. Moscardelli, fiori per la barba, sì, però. Ha detto che mi dà veramente poco, come stelline. Ok. Allora, cosa avevamo detto? Allora, lì, quello del Celtic avevamo detto, non mi ricordo neanche più chi. È difficile ricordarseli tutti, ragazzi, mamma mia, che dura. Poi non volevo fare solo mercato perché voglio anche giocare, cazzo. Celtic, giocatori, Virgil van Dijk. Marcatura a 12 per il momento. Perché avrei bisogno di giocatori un po' più pronti, cazzo. Alla fine io sto ascoltando al 90% voi perché voglio che questa sia. Mamma mia, oh, ma questo è proprio incedibile, oh. Siamo così allora. Vediamo Inigo Martinez. Ok, è arrivato lui. Perfetto. Centrocampisti siamo a posto, direi, eh. Direi che siamo a posto. Vediamo quanto abbiamo. 6 milioni, però poi li possiamo fare il cambio a budget. Dai, prima. Vediamo le stipendi. I coglioni, 82 su 98. Stiamo spendendo, cazzo. Stiamo spendendo. Io mi sto fidando anche molto di voi perché chiaramente questa serie interattiva, quindi se non mi fido di voi adesso, quando mi devo fidare, vediamo un po' come va. L'ho già preso Lucas Romero. Ok. Questo però diventa vediamo. Vediamo un attimo. Questo potrebbe diventare forte. Però vedi, da 5 milioni costa. Porca puttana. È un trasferimento. Non intendo discutere delle finanze. Non intendo parlare. Non ho per il cazzo. Io parlo solo quando voglio io. Questo è difficile da scrivere, però, cazzo. Bad. Ciao Gabriele Noviel. Adesso, ragazzi, prima di Fiorentina. Ok, allora. Adesso quanto lo pago però? Saranno 5 milioni. Aspettiamo un attimo. Allora, 5 milioni per lui, però c'è anche il buon c'è sto Eric che lo stiamo corteggiando ormai da un po'. Se per voi questo è già pronto per essere titolare, ho bisogno di un titolare, io questo non lo conosco, Fioi, quindi ho bisogno del vostro parere su Congolo. Allora, qua è arrivato anche lui. Il portiere non lo mettiamo mai a riserva, perché non lo metto proprio mai. Ok. Questo lo faremo giocare subito un po' però, eh. Adesso ho bisogno di capire se va bene. Scarta. Secondo voi da scartare? A quella cifra. Cazzo, non ho letto cosa mi ha scritto il Bud. È pronto, Congolo. Mi consigliate di prenderlo allora. Così cazzo poi conosco anche giocatori nuovo. Romero l'ho preso. Comunque ragazzi, piccola domanda, vi sta piacendo così Football Manager? Devo capirlo, Fio, vi sta piacendo, non mi sta piacendo? Ho bisogno di saperla questa cosa. Manolas non viene. Il nostro amico Budweiser, che è veramente un'istituzione di Football Manager, mi dice che è pronto. Io di lui mi fido perché è veramente meglio la porta. Comunque vi sta piacendo il tutto. Tanto facciamo rimandare, tanto posso rimandare. Tanto vai, abbiamo comprato, rimandiamo e dopo vediamo. Ci piace, ok. Ciao Luigi, amato.
Ciao Matt Jet. Niente Fioi, la porta non viene, io non so cosa fare Fioi sinceramente, perché non viene. Proviamo l'ultima offerta, io non lo so, 11 così e 15, ma è un po', Fioi, ma non possiamo svenarci per un giocatore così, cioè non possiamo. La Kinski, ok, che è difficile da scrivere vecchio. Fra 2 anni vale 40. Devo pagare la clausola, guarda, ma. Cioè, che sporo. Vediamo un attimo. Questo non viene neanche se vuoi. Allora, proviamo così. Ultima offerta. Facciamo 11. Anche se. E 3. Non trattabile, vaffanculo. Prima di definirci Bundesliga alto, Coppa Nazionale basso, condizione continentale alto. Faccio così perché voglio essere generoso. Vedere. Allora, Marti, Cindy. Ciao Mark, Tund, tutto gamers. Wally Son. Wally. Mettiamo così mi ricordo come si scrive. Wally Son. Qual è? Aspetta. Dovrebbe essere questo. Se è punta non mi serve per il momento. Portiere. Anche il portiere dovremmo prendere, cazzo. Se è punta non mi serve, ragazzi. Pazzini rifiuta la Fiorentina. Il Venezia ha vinto, bene. Niente, la porta non viene. Annulla offerta. Romero prendilo. Dal Bayern Monaco non voglio fare mercato col nemico. Perché per me il Borussia Dortmund è il nemico. Perché? Perché sì, è il nemico. Come portiere io volevo prendere il buon Scuffet, cazzo. Però io non l'ho provato su questo Football Manager. Vorrei capire se l'hanno fatto forte. Perché purtroppo non ho giocato tantissimo sto ultimo Football Manager. Italia. Allora, Udinese. Beh, cazzo, sembra già. Solo che l'Udinese te li fa pagare i giocatori, porca puttana. Sti stronzi qua di pozzo di merda. Perché vorrei prendere qualche italiano, anche se no veramente mi inculano. Cioè. Vuole negoziare 11 milioni, cazzo, per Van Dijk. No. 6 milioni. E ciao. No, beh, ma Scuffet diciamo che, come si dice, non sarebbe subito titolare, c'è comunque Benaglio che insomma non è il fenomeno, però insomma è comunque sempre il Bena, cioè è comunque sempre il Bena, insomma adesso me lo ricordo, non giocava male sui Football Manager, almeno fino all'anno scorso. Ochoa è appena andato via, di solito non te li danno mai i Football Manager di giochi appena acquistati da altre squadre. Andiamo in vacanza. Allora. No, aspetta. Ok, in vacanza. Il buon Leali. Perin. Ciao di Amstyle. Lopez del Lione, andiamo a vederlo. Abbiamo vinto 3-1, perfetto. Harry Kane, Dosto, Vieirinha, buono. L'offerta del Napoli per Ramirez è stata accettata.
20 milioni, dove li ha trovati il Napoli 20 milioni? Ma dai, cagare. Vabbè, ciao. Zapata rifiuta il Liverpool, mamma mia. Anche Zapata vuole prendere, mamma mia, poveretti. Italiano Style, non piace il Football Manager. Quanto vanno 10 milioni per Scuffet. Andiamo a vedere anche Perin. Sono troppo. Vedi, li odi, Pozzo. Cioè, ma porca puttana, tirchi di merda, oh. Andiamo a vedere Perin. No, non l'ho preso io, però è del Napoli Ramirez. Ta morti. Beh, però non li darei mai 20 milioni così, non ho le possibilità, fioi. Sono povero io. Italia, Serie A. Perin. 24, cioè, ragazzi, cioè, ma come ti fa? Dai, 24 milioni per in, dai, sono cagate, però, cioè, sono proprio cagate, cioè, sì, è solo da prendere l'uomo, ma non è che mi spreco per sta merda, ma stiamo scherzando, dai, oh, sono drogati marci, sono, i drogati dell'Europa siete voi, cioè, ma stiamo scherzando. Guarda il Comendone quanto vale, dai, cioè. Anthony Lopez, 23 anni, rapporti, visione. Proposta amichevole, no, no, rifiutiamo. No, Wolfsburg-Inter la facciamo, accetta. Col Porto, no. Valencia, la proviamo anche col Manchester. Adesso andiamo a vedere il calendario. Saria, no, il 30 del 7, 2 dell'8, 9. Sì, ce la facciamo, dai. Ciao Luca Curti. Victor più Valdez. Giocatore ultimo anno di contratto. Beh, questi li facciamo con calma dopo, insomma, e valutiamo quali sono da tenere e quali no. Lopez, 3 milioni. Leggi il rapporto, ho bisogno di imparare la lingua. Oblak, vediamo che sto Oblak. Non mi convince, non mi convince. 7 milioni per Scuffet. Cosa, vabbè. 7 milioni. L'avevo già fatto, l'avevo già osservato? No, non mi ricordo più. 3 stelle, abilità potenziale. Devo giocare. Edward che mi invita in chat vocale, cazzo, sono in... No, aspetta. Oddio. Sono in live. Non ci credo, fioi. Eddie che mi sta chiamando. Ma non sono un po' indeciso. Tanto accettiamo, poi vediamo. Volete le partite? Oh, appio. Questo vuole poco. Devo sistemare prima. Io mi scuso se però il primo live era chiaro che era un po' così. Devo già modificare il budget. Avevamo detto allora di prenderlo. È pronto, fioi. Io mi fido anche di Budweiser. Modifica budget e andiamo. Speriamo bene. Speriamo bene. Io mi sto fidando di voi. Sto giocando più con i vostri consigli che con le mie conoscenze. Perché volevo proprio dare. Cazzo, Messi. Proprio perché voglio che sia una cosa interattiva. Ci sentiamo dopo, ok. Il Napoli ha comprato la Mires, che colpo, fioi, mamma mia. Adesso con lo United ci facciamo l'amichevole comunque. Ciao Fabio Loi.
Adesso un attimo a capire anche la squadra, però, perché se no... Allora, oh, ma ancora in vacanza sono ste merde, però, Fioi. Come cazzo in prestito al Feyenoord? No, a me serve subito, però, cazzo. No. Vedi, leggendo le robe non ho letto sta cosa, porca puttana. Fioi qua, io ho paura che devo fare una cosa, io mi scuso, ma io proprio non ho letta questa cosa. Io devo prendermelo con l'editor perché... No, Mackay no, perché non ho visto che è ancora via. Che cazzo, però. Fioi qua devo fare con l'editor assolutamente, perché vedi, nel leggere i commenti, questo è il rischio. Io adesso vi chiedo se posso fare questo e anche per riportare dalle vacanze, se posso loro, perché devo provare la squadra. Vi chiedo se posso fare queste due cose. Aspetto la vostra risposta. Ma Dio santo, di solito devi stare attento con i giochi. Dio, se vedi tutto veloce, cose così. Dio mio. Ma non so se posso, eh. Non so se posso. Devo farlo con l'editor per forza. Certo che puoi. Però non, penso che devo farlo tramite l'editor, non penso che possa farlo, non mi sembra, adesso non mi ricordo neanche più dov'è, perché, però non mi sembra ci sia. Vedete, processo di trasferimento, contratto, no, devo farlo col coso. Fai come, ok. Adesso come devo fare, non mi ricordo più un cazzo. Aspetta un attimo. Wolfsburg. Allora. No, devo prima far così. Porca puttana, che pippa che sono. Allora, aspetta un attimo. Rescindi contratto. Esposta. Ma vaffa, queste robe mi fanno girare i coglioni. Ok, perfetto. Scusate un attimo. Ciao Dovan. Leggilo, porca puttana. Donis. Donis è fortissimo, sì. Adesso guardo un attimo anche lui. Scusate, però ragazzi, un attimo di panico. Io adesso mi porto delle vacanze sti stronzi, perché se no... non posso riportarlo dalle vacanze, porca puttana. Forse rimuovi le squalifiche. Ok, perfetto. Facciamo così allora, perché... Perfetto, almeno posso provare anche i giocatori. Ok. Scusate un attimo, ragazzi, mi sto rincoglionendo. Come mi saluti? Ciao Andreas. Mamma mia, è durissima proprio, non pensavo che era dura seguire anche queste robe qua. Allora, vediamo un attimo. È indisponibile Terence. È già impegnato con un'altra partita, affanculo. Allora, però la squadra ancora. Questo dopo lo proviamo. Sarebbe questa la titolare. Quindi dopo arriva lui. Congolo qua. Posto di Nalo, quindi riserva comunque buona. Le altre riserve c'ho questo qua, Close. Che vabbè, può essere una riserva. Insomma, non è che abbiamo sta grandissima squadra. Centrocampo abbiamo Maximilian Arnold e, e Tielmans. Ciao Alessandro Cavalli. Poi in attacco abbiamo solo Dost.
E Perisic che mi fa tutto come ala. E un'altra ala proprio con solo un'ala di riserva. Ho bisogno di un'altra ala. Vabbè, qua andiamo in vacanza comunque. Ok. Prendi Kremer come FME, vediamo. Perché non volevo prendersi questi giocatori. Io mi sudo se non riesco a rispondere a tutti, ma paradossalmente è più difficile di PES, porca puttana. Cazzo, ho perso con questi. Adesso col Manchester devo farlo, devo capire un attimo due o tre cose. Allora, vediamo un attimo gli allenamenti. Questo è un gioco veramente da fare con calma, tranquillo. Non è per niente facile. La facciamo bilanciata, alto. Ok. Andiamo a vedere Donis. Baccà, adesso vediamo un attimo il buon Donis. Dove era lo Shark? Non mi ricordo più, non so pure in coglioni io. Donis. No, lo Sturm, grazie. Ah, era lo Schalke però, ciao. Però è una punta di riserva, io avrei per Timo, ma che sboro, Timo Werner è in prestito, quindi non me lo danno. Just Teds, vaffanculo perché? Goretzka dello Schalke, lo so, altro fenomeno, Fioi qua. Ci sono veramente fenomeni, lo so. Discorso che non è proprio facile, prenderli. È in prestito Donis purtroppo. Maximilian Mayer, un altro qua, bestia. Quanti ce ne sono? Goretzka. È che sono a posto con i 4 mesi fuori. Terzino sinistro non l'abbiamo preso ancora, però. Porca puttana. Allora. Osservatori. Terzino sinistro. Difensore sinistro. Oh, non ce n'è uno perché? Come fenomeno. Ora mi serve un terzino sinistro. Vietto. Vediamo chi è Vietto. Terzino sinistro, ragazzi. Terzino sinistro. Soltanto con il Villarreal. Eccolo qua. Vedi, voi conoscete anche tutti i giocatori che si sbocciano. Io mi ricordo negli anni che non lavoravo, cioè, ero anch'io così, li sapevo tutti adesso, fiore dura, con tutti gli impegni, seguire sto gioco qua, mi ricordo una volta tipo 72.000 ore di gioco, vediamo, così, facciamo così, solito, facciamo visione. Ok. Terzino sinistro, fioi. Scuffet. Scuffet. 8 milioni Scuffet. Rimandiamolo per il momento, sono convinto. Ciao Pro Gamer. Rodriguez in panchina, aspetta, forse non mi sono accorto, fioi, scusate, anche io sono abbastanza rincoglionio. Allora. Ok, sì, ecco perché non mi fa impazzire questa categoria, questa cosa, infatti adesso dobbiamo cercare di allenare in accelerazione, perché i miei terzini devono essere veloci, fioi, devono avere un'accelerazione obesa. Allora questo, difensore destro, Jung, questo lo teniamo, dovremmo anche capire chi mettere e chi non mettere. Questo mi fa anche sinistra però, bene, questo è positivo. Tanto giovane però, cazzo, lo devo mettere con calma, questo. Bisogna metterlo con calma. Tanto togliamo Felipe, mettiamo lui. Ok. Jonathan Silva. Vediamo. Jonathan Silva, difensore sinistro. Ok, ho capito chi è.
rapporti. Sto facendo proprio una squadra vostra, praticamente. Ottimo rapporto. Poi i giocatori. Vaffanculo. I tifosi tengono questo è un vero affare. Non voglio affidare i ticket ai giocatori. Non parliamo di finanza. Non rompetemi i coglioni. Siamo arrivati anche a 101 spettatori, ragazzi. Sto facendo la squadra vostra, praticamente, fio. Io mi sto affidando a voi come ho promesso. Speriamo. Oh, se perdo, è colpa vostra. Vieto. Fai un'offerta. Oh, vediamo. Questo mi dà 2 stelle, cazzo, però, Stiamo puntando solo su giovani, Stiamo puntando solo su giovani, fioi. Cioè, io, per carità. Diciamo che anch'io amo tanto i giovani, però qua stiamo puntando su solo giovani, io lo spero, fioi. Vediamo se la vostra mano e la mia mano possono fare qualcosa. Gay del Valencia. Gay del Valencia. Vediamo così, però non mi convince appieno questo. Individuale. Guarda, poi cambiamo prima della partita col Manchester. Alexandro lo conosco, non mi fa impazzire. Sì, 12 milioni per questo stronzo. Guarda, ciao. Neanche mi spreco. Ma io non capisco perché non mi trova i giocatori qua. Dov'è che sto sbagliando? Difensore sinistro, ma porca puttana. Ma mi prendi per il culo? Allora, Palermo, Belotti no, non mi messo attaccanti. Vorrei prendere un attaccante un po' diverso. Posizione. No, ma non era qua, ma mi sto rincoglionendo, fioi. Vedi le... Immaginavo che non era facile nel calciomercato. Passiamo alla partita adesso. Rifiuta. Ok, immaginavo che era un gioco difficile, soprattutto all'inizio che devi fare il calciomercato. Io ci sto provando in tutti i modi di farlo divertente, però non è semplice. Allora, vediamo un attimo. Mentalità, cominciamo così. Istruzioni, allora. Kurzawa lo conosco. Selke del Werder Bremen. Adesso vediamo. Adesso ragazzi ho bisogno un attimo di concentrarmi qua. La cross tesi sicuramente. Dobbiamo giocare sulle fasce. Sfruttiamo le fasce. Questo è proprio il mio modo di giocare. Più pressing, ritmo veloce. Ok. Istruzioni di squadra. Ma non posso corretto, se no vado veramente a snaturarlo troppo, cioè. Oddio, panico, adesso devo cambiare le punizioni, quelle cose là, non mi ricordo più un cazzo, non mi ricordo. Flessibile, controllo. Ciao Super Gamer 69, ho bisogno di capire. Non mi ricordo più dove devo cambiare le punizioni e le cose. Oddio, sono proprio rincoglionio, fioi. Dov'era? Ragazzi, aspetto il... Ciao WTF TV. Salve Ruiz.
Ragazzi, ho bisogno di un oddio, che panico. Ma come faccio a ricordarmi dove come fare qua? Ma so coglione, Fio, non riesco a trovarlo. Ciao Adriano Spaziani, vi prego, Fioi. Oddio, non lo trovo. No, Fio, sono una fiffa, dove cazzo è? Ma non era qua una volta. Dio mio. Tanto, finché aspetto la vostra... Ditemi dov'è perché non mi ricordo più, cioè... Ora mi so andare, però. Salva Ruiz dove gioca comunque? Allora vai Budweiser, sta capendo più un cazzo, sta capendo più una pipa. Oh. Ma come faccio a non trovarlo? Ma sono mi rincoglioni o forse, cioè... Ario qua, va a cagare, come, va a cagare. Mamma mia, che ci dà, non ho parole. Non ho parole, mamma mia. No, guarda, dopo queste cose qua sono proprio rincoglioni io. Punizioni. Mettiamo, voglio mettere Kevin, non è De Bruyne. Solo De Bruyne. Se non tira De Bruyne non deve tirare nessuno. Non voglio rimessi. Rimessi Riccardo Rodriguez. Madonna, capitani, va bene. Non stabilito qua, mettiamo... diamo responsabilità a De Bruyne. Adesso è il mio pupillo, cazzo. Messe laterali. Ok. Ah, ok, quello del Valencia, perfetto. Ragazzi, sono un attimo nel pallone, vi chiedo perdono. Cioè, qua, seguire questo, leggere tutte le vostre cose, devo un attimo abituarmi, vi chiedo scusa. Valencia. Chiedo perdono, perdono. Abbiamo detto, ma abbiamo detto Luiz allora. Però salva Luiz, mi scrivete. Ma non ho capito quale cazzo è. Ma ho detto sto qua, no, mi ha capito, Fioi, cioè... Aspetta un attimo. Ma no, non pensavo fosse così difficile, però. Siamo noi che ti assiliamo. No, no, Fioi, che sto cercando di fare il massimo, ma... Ma io, ragazzi, mi spiegate, Budweiser, tu che ti dico, io Fioi, sono un attimo in... perché non mi trovi giocatori così? Oh, alleluia, forse adesso riusciamo a trovarlo. Aspetta. Ragazzi, quando non giochi tanto a un gioco, dopo ti dimentichi, porca puttana. Posizione. Mettiamo difensore sinistro. Ah, alleluia. E dopo guardiamo Rulli, portiere. Dove gioca Rulli? Abbiamo detto, non mi ricordo più. Difensore sinistro. Ecco, Lucas Digne. Però abbiamo già Rodriguez, però questo è più veloce, ho bisogno di uno veloce. Costa tantino però, eh. Però pensi che tutti i scheghi ti ganno stare un per i coglioni, oh. Proviamo così intanto. Lui è buono sicuramente. Sociedad. Vediamo Rulli. Gaia. Masuaku. Madonna, per quante me ne state dicendo? Non ci capisco più niente. Oh, io mi sto fidando di voi, ragazzi, vi lo dico. Cioè, io non mi prendo responsabilità, non me ne prendo. In caso... Allora, Spain... Adesso Sociedad, poi dobbiamo anche cominciare però, perché se no... Rulli. 22 anni. Non sembra male. Adesso salviamo. Povero Q. Adesso è Yusuf Poulsen, sì, dove gioca Poulsen? Benze non mi è piaciuto, l'ho visto.
Non ci sto capendo più un cazzo! Com'è? Non ci sto capendo più niente! Ah, sclerocomendiano. Alberto Moreno, Kurzawa e Murro li conosco già, non mi ispirano. Domani faccio un live di PES. Ciao Gianmarco. Lipsia Poulsen. È Lipsia in Germania? Il come impazzisce? Sì. Sì, sta impazzendo, ufficiale. Sta impazzendo. Come è impazzito. Bundesliga. Ma no, se vinciamo, però vinciamo tutti insieme. Se no, se perdiamo, perdete solo voi. Cioè, questo ve lo dico, fioi. Questo ve lo dico, Lipsia, Lipsia, Lipsia. Aspetta un attimo. Oddio. Cazzo è lì? Eccolo qua. Così al momento non me lo ricordo neanche più. Chi cazzo devo guardare? Ah, Paulsen forse. Oddio, sono andato. È ufficiale. Chi dovevo guardare? Salisburgo Paulsen. Salisburgo, fiori. Non sto capendo più niente ufficiale, ragazzi. Tutto abbastanza ufficiale. Yusuf. Allora, scriviamolo, facciamo prima. Allora, Yusuf. È che mi arrivano talmente tanti messaggi che non riesco a leggerlo. Yusuf. Eccolo qua, ora, ma com'è? Dov'era? C'era, allora, so coglione, era ufficiale. Rapporto, allora, facciamo sto rapporto e c'era. Andiamo a giocare contro lo United, ragazzi, vediamo. Cioè, ti ho fatto una squadra, adesso. Era giusto prima. Non ci sto capendo più niente, ragazzi, è ufficiale. Vediamo un attimo, allora qua, consigli. Ok, andiamo con i consigli, intanto vediamo se sono capaci a consigliarmi qualcosa, energico. La prestazione di oggi, cercate di colpirmi, dai. Ok. Si aspetta un attimo. Ora facciamo azioni chista, no, facciamo replay, nessun replay. Va benissimo, ok. Facciamo così e così. Vai. Eccolo qua, Rooney. Fuori gioco, ma com'è? Qua mettiamo. Allora, questo. Ah, ok, tutto a posto, già è tutto a posto, già tutto selezionato. Perfetto. Laga tanto, ragazzi. Oddio, laga tanto, andiamo qua. Vai Volland, vai Kevin, vai Kevinone. Romero. Shurle, vai Shurle, miracolo di porca puttana. Fiori, c'è qualche problema? Grazie Tecno. Ho bisogno di capire se ci sono problemi comunque. Volland. Vai Kevinone, vai Kevinone. Ciao. Shurle, Andrea Shurle, niente da fare. No, ricaricate. De Bruyne, dai ragazzi, devo fare un bel amichevole, dovete impressionarmi contro il Manchester. No, tranquillo, perfetto, grazie. Dai, concentrazione adesso. Questa prima amichevole che seguo, le prime amichevoli sono andate non benissimo, eh. Ok. Mata. Falcao, mamma mia, grande bene. Vediamo un po' se contro sto Manchester riusciamo a fare. Mi interessa la prestazione adesso, ragazzi. L'importante è che la prestazione sia buona.
È Blind, almeno è Blind, è un giocatore che ho sempre preso, fanculo a Manchester, Falcao, occhio a Radamel, occhio ragazzi, centrocampo importante, questa è la titolare ragazzi, eh. Mamma mia che gol di Falcao, 1-0. Vabbè, siamo ancora all'inizio ragazzi, dobbiamo ancora, insomma, mettere in rodaggio la squadra, tutto, quindi Rose del Tottenham, sì, Rose è un buon giocatore, mi piace. Dopo il primo tempo che facciamo, li fatti giocare tranquilli, vediamo un po'. José Angel Pozzo. Vai Kane, Volland. Che cazzo però. È una squadra tanto giovane. Falcao, Radamel. Ecco, gol di Mato. Si Zaza il Bayern comunque, è vero. 2-0 stiamo perdendo. Non è sufficiente, no. Aggressivo. Mostratemi qualcosa di diverso nel secondo tempo, Fioi. Male. Allora, apriamo Maximilian Ardol per Luis Gustavo e dopo li cambiamo. Allora, Arnold lo cazziamo qua e lo mettiamo così. Arnold, la sua caratteristica è centrocampista offensivo. Però allora, se non serve proprio il suo ruolo, mettiamo regista avanzato, anche se insomma. Anzi, centrocampista centrale, attacco. Ok, siamo Romero incontrista. Fioi. Poi proviamo Telemans, che il buon Telemans qua, regista avanzato. Facciamo un po' di esperimenti. Ok. Perfetto. E voglio provare anche Perisic. Ne cambiamo solo 3 intanto. Perisic al posto di Volla. Tanto Perisic può fare tutto. Sboro. Mamma mia, mi sto incazzando. Perisic, ok. Parla la squadra. Incoraggia, dai. Vai Fioi. Vediamo di recuperare un attimo perché... Almeno una prestazione, cazzo. Naldo sembra disinteressato. Va a cagare. De Gea. Blind. Vai Kane. Kane non si è ancora visto, eh. È che ho sto cazzo di roba che non vedo a che minuto siamo, porca mignotta. Blind. Di Maria. Mamma mia, 3-0 stiamo perdendo. Ci stanno massacrando. Non è facile per giocare a Football Manager così, eh. Di solito all'inizio ci metti 10 ore solo per fare la formazione. Stiamo prendendo le bombe qua, eh. Bravo Romero. Fellaini. Darmian è già andato via palo. Mamma mia che imbarcata. Mamma mia che imbarcata. Aggressivo. Mostrate un po' di passione. Svegliamoci perché qua stiamo andando male. Meno male che è amichevole. Adesso facciamo un po' di cambi anche. Aspettiamo un attimo, dopo questa azione facciamo cambi. Stiamo giocando malissimo. Arnold. Vai Perisic. Sì, ma neanche un fallo non mi dà però, Dio santo. Il Falco, Rooney, madonna la difesa non esiste. Mamma mia, la difesa non esiste proprio. Zaza tripletta, figa sport. Allora, tattiche. Mettiamo Dost. E Dost fa uomo d'area. Uomo d'area. Ok. E mettiamolo provare. Eccolo qua. Al posto. Vediamo che sta giocando di merda. Naldo. Ciao Naldo. Ok. Voglio provare anche questo. Tanto ormai.
Ma perché mi dà sti problemi, cazzo, con il live così? Dio santo. Oh. Ok. Che male stiamo giocando, però. Sì, sì, lo so che devi familiarizzare, però mamma mia, stiamo prendendo le bombe, bada. Ciao. Ecco qual è il problema del mouse. Sbaro era in culo il cazzo. Ah, ecco, la controllo. Proviamo offensiva, dai, che non vorrei prendere altri gol. Schürrle. Perisic. Il rigore non me lo danno neanche per sbaglio. Tira, ma che cazzo, però. Dai, ragazzi, su, un po' di cuore, Falcao 4. Vabbè, non dico niente, guarda. Di Maria Fortunato, God, merde. Come viva Sanremo. No, teniamo così, dai. No, facciamo un po' più veloce qua, perché sennò Fioi ci mettiamo un anno. Dai, almeno un gol, Schürrle, vai Andres, vai Andres, vai. Cazzo fa Schürrle? Oh. Rodriguez, Tielemans, Dost, Arnold. Oh, niente, oh. Dost fuori, bene. La porta non voleva venire, ragazzi, ci ho provato io. Buon cross. Arnold, mamma mia! No, forse così non si capisce un cazzo, però. Ok. Rodriguez, Arnold, Tielemans, Perisic. Arnold! Sì, vabbè, però Fiore che sporo, cioè. Stiamo mangiando l'impossibile. No, stiamo giocando un po' meglio, per fortuna. Ciao Giuseppe. Se no non si segna 4-0, crollo. Non mi soddisfa niente, Fioi. Cioè, 23 tiri comunque in realtà, eh. Non la sto guardando la mancia, Fioi, non lo so. Quanto voglio. È difficile che il Valencia ce le rulli. Troppi dubbi. Però cazzo, abilità potenziale mi dà bene. Però tanti dubbi, mi dice. Quanto vogliono? 3, vediamo così. Paulsen. Guarda, no, non mi convince. Più non so cosa fare, cazzo. Bisogna. Perché la prima amichevole. Che schifo, sì. È duretta, quel Wolfsburg. Bisogna pensare. Digne. Sì, 20, sì, però ragazzi, Football Manager proprio non ha senso, però che sboro, cioè. Al massimo te ne do così. Però un attaccante ho paura che lo dovevamo prendere. Io ho paura che un attaccante. Ciao Medeo Miceli. Ciao Franci LOL. Punta. Un attaccante. Cioè, da me ha fatto benissimo alla Roma a destro mi ha fatto benissimo. Però non lo vedo proprio da Bundes. E Menik, il bug, Batshuayi, non. Io ho preso giocatori che mi piacciono, non mi fa impazzire purtroppo quel giocatore. Vediamo Paco. Che sono di un giocatore comunque bravo. Voglio una punta bella cattiva, cazzo. Una punta grossa e, e potente. Ciao Umberto. Ben te che sì. Vediamo cosa. Vediamo. Vediamo un attimo. Questo è un bello grosso, come servirebbe a me. Io amo gli attaccanti così, cazzo. Prime punte giganti. Vediamo Gignac, quanto costa? Quanto costa? 3 milioni e 6.
nemici del cinema. Ma sti qua costano troppo, cioè, sono tutti fenomeni, lo capisco, ma non mi arrivano. Non mi arrivano, comunque non ho i soldi necessari, quello è il problema. Dybala, proviamo. Perisic, sì. No, non posso proprio permettermi di venderlo. Rulli rifiutata, Digne, 18 milioni. No, ma siamo pazzi. Guarda, ciao, 5 milioni. Ma Jackson Martinez non me lo danno. Se questo mi costasse poco lo prenderei anche. Speriamo bene, cazzo, degli acquisti. Io mi sono fidato ciecamente di voi perché siete fenomenali. Però questa sconfitta così mi ha un po' destabilizzato, cazzo. La casetta, ma non viene, cioè non ho i soldi necessari, fioi. Ho bisogno di giocatori un po' fermati, cazzo. Cornelius 1,93, però è già pronto. Gignac accettata, cazzo. Sboro quanto vuole, però, eh. Quanto prende? Ora quanto vuole, insomma. Gignac. Cosa ne dite di Gignac? Proviamo. Sì, quanto vuole di stipendio? Porca 5 milioni, oh. Cosa ne dite di Gignac? Un giocatore già pronto? Tanto facciamo, dopo in caso annulliamo. Digna rifiutata. Facciamo dimensioni massime, voglio. No, ecco. Scuffetto 8 milioni, a scuffetto 8 milioni, cosa faccio? Non lo rivendi più. Ciao Giuseppe. No, no, Gignac niente, scuffetto invece. Scuffetto lo prendiamo o no? Io non sono convinto, 8 milioni, non sono per niente convinto. Kramaric, vediamo. Kramaric. Di 3 anni. Rapporti. No, Rulli meglio. Lukaku, ma sta gente qua non viene. Cioè, comunque non ho troppi soldi. Ok, cancella. Allora a sto punto andiamo su stu Rulli. Che è Krul, grande Krul. Krul me lo godo. No, Giro proprio non mi piace. Cornelius. Vediamo Cornelius. Terapia, ok. Ma quanto vuole? Già 9 milioni. Non mi convince. Basta. Giro non Ciao Giuseppe Vorraro. Ma sono un attimo in dubbio, Fio, eh? Cioè, guarda, Bonera no. Marulli, la sto offerta per sto portiere de merda, oh. Non vedo l'ora di cominciare a giocare, ragazzi, perché il calciomercato mi spacca i maroni, Rulli.
Dovrei cominciare a pensare anche qualche giocatore. Perché il portiere alla fine, cioè, se non arriva pazienza, mi tengo quello che ho e vaffanculo, ragazzi. Cioè, che ho speso troppo, secondo me. Gignac cancella. Ciao Games Mania. L'Oriente o Giro? Andiamo da Giro. Rulli, 7 milioni vogliono. Proviamo a abbassare a 5. Ciao Angelo Migallo. Carlos Fierro. Vediamo sto Carlos Fierro e poi andiamo all'Arsenal. Carlos Fierro. È che deve essere pronto, ragazzi. Allora, Arsenal, England, Barclays. Allora, Oliviero, 3 settimane. 26 milioni. Non posso comprare i giocatori qua, mi costano troppo. Rulli. Allora, prima squadra. Quanto prende? 1,5. Andiamo, mettiamo così. No, mettiamo 2, dai. Dopo mi dite voi se vale la pena prendere o no, perché non lo conosco. 2 milioni e 3, se fai una rescissione. 23 milioni. Nazionale. Che sbordo, però no, aspetta. No, questo vai anche a cagare. Emeniche. Luca Toni. Mamma no, guarda, cioè, ma che palle però. Vabbè, avete visto voi, chiaramente lo farò un po' più veloce sui live, non è che può stare là 10 ore a trattare, se vale la pena per Rulli. Scusa, però, non ci sto capendo più un cazzo, è abbastanza ufficiale. No, non mi infiero, non mi sconfinfera. Andiamo a vedere Dybala. Dybala lo comprerei subito, cazzo. I Barbone, cazzo, me l'hanno già rubato. I Barbone è una bestia su sto gioco, l'ho preso con la Roma. Che coglionazzo, no. I Barbone, i Barbone. I Barbone, questo è un suo futuro manager, è una bestia, porca troia. Sono un coglionazzo. Ma porca mia, non c'avevo un cazzo dei numeri. Cazzo, i Barbo l'avranno già comprato sicuramente. Proprio forte nel gioco. Mi ha fatto 36 gol in una stagione e 36 gol l'altra stagione. Vittorio Barbo, Roma. Ma porca puttana. Certo, perché quelle cose l'hanno già comprato. Con l'aggiornamento, io quando ho giocato quella cosa non l'ho comprato. È vero. Sì, la sto perdendo, ragazzi, ve lo giuro, non la sto perdendo, non ci capisco più niente. Non vedo l'ora di giocare perché sto mercato mi sta ammazzando. Rulli. Siamo messi con le finanze. 83-96, insomma. Cosa faccio, Rulli? Lo pago 7 milioni come Scuffet. Ah, Cornelius, giusto. Tanto aspetto novità su. Guarda, va a finire che mi incazzo e con l'Elitor mi compro i giocatori che mi mancano, che sbordo, perché non è facile. Cornelius. Qual era? Aspetta però. Questo qua, Andreas Cornelius.
Del Copenaghen, non mi ispira molto. Rifiuta Rulli, meglio Scuffet. Allora ragazzi, facciamo così, io vi chiedo questo piccolo favore, cioè perché non ci sto capendo più niente, cioè, il mercato del primo anno, che è quello più difficile, farlo così vuol dire ammazzarsi. Se volete, mi prendo Scuffet, un terzino sinistro e una punta, chiaramente non forti, e me li prendo con l'Eritor e cominciamo a giocare, non sto capendo più niente, fioi. Cioè, non sto capendo. Giocatori che sarebbero venuti, però senza snaturare il gioco. Adesso vi prego, rispondetemi a questo. Vai di editor, grande! Fabio Piatto, me lo godo, sì. No, adesso un attimo di pausa, Fioi, pausa. Un attimo di pausa, adesso sono fermo anche un secondo, perché sennò non giochiamo più, Fioi. Non giochiamo più, almeno per questo primo anno, perché non ci sto capendo più niente. Ho 1000 giocatori e non sto capendo. Sì, vai di editor! Però solo tre giocatori, però. Solo tre giocatori e che sono possibili. La Scuffet sicuramente è un giocatore possibile perché può venire. Adesso vediamo gli altri. Fai pure. Ci prendi Vessity, no, Fioi, siete amici. No, perché sennò giochiamo più, Fioi, cioè. A me dispiace, ma. Panico come indiano, bravissimo. Allora, il portiere è assolutamente Scuffet che mi piace un casino e lo facciamo crescere, Fioi. Allora. Sposta il mio club. Poi abbiamo detto, vediamo un attimo la rosa, perché se sprechiamo sto editor allora mi ritiro e vado alle Maldive a trombare, c'è ufficiale. Editor commendiano, allora, sportiere ce l'abbiamo. E lo faremo giocare, comunque lo alterniamo un po' al buon Benaglio. E siamo a posto del portiere. Editor. Prendi noi. No, dai, come portiere va bene Scuffet, non voglio snaturare troppo, se no non capiamo più un cash. Dopo abbiamo detto, centrocampo dovremmo essere a posto, difensori. Difensori, ma a sto punto prenderei un centrale, però. Nell'edito scelgo i Fioi Puskas. Fioi devo un attimo decidere anche secondo i giocatori che conosco io, perché sennò veramente non ci capisco più niente. Giocatori possibili. A sinistra abbiamo detto che abbiamo Rodriguez, abbiamo e Coso, il buon. Lui mi può fare anche questo, a sto punto prendo un centrale che sboro. Adesso so io che prendere, se devo puntare anche i giocatori tedeschi, ho preso pochi tedeschi, nel senso non devo snaturare troppo la squadra, un centrale devo prendere assolutamente. Centrale che mi dà garanzie. Sono nel panico, fioi, panico puro, panico, 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 paura. Allora, eccolo qua, io questo vorrei. Però che sborumi. Cioè, ragazzi, posso? O è snaturato? A voi la scelta. Inigo. Per me Inigo può essere la chiave. Aspetto la vostra cosa. Allora sto impazzendo. Mal di testa che non vedo di cominciare a giocare. Vediamo se posso prenderlo. È chiaro che è forte questo, lo riconosco. Uno, no, Fioi Hummels è troppo. Vediamo cosa mi dicono. L'attaccante sarà tedesco, so già chi prendere, ragazzi. So già chi prendere. Quello lo prendo perché è un pupillo che amo da anni. Vediamo se Inigo Martinez posso prenderlo. Costa 8 milioni e lo pagherai 16, penso. Ma snaturiamo la serie così ho bisogno del vostro parere, ragazzi. Non pensiamo solo al divertimento. In psichiatria. La soluzione delle Maldive mi sembra la più adatta. Vabbè, tutti siete convinti. Sciare è forte, ce l'ho infatti Sciare, però togliamo Coso. Prendi Werner. Pensa. Vabbè, dai. Che fino non ce la faccio più. One. Andiamo a prendere il mio super pupillo.
sto già godendo. Adesso vedi già venduto Eccolo qua. Un solo grido si alzerà. Timo là, Timo qua. Guarda che bella cazzotto anche. Perfetto, Fioi. Sposta il mio club. Basta, salviamo. Mercato finito fino a gennaio. Fioi, basta, ve prego. Basta, questo è giusto. Ciao Paolo Manenti. Così non abbiamo snaturato troppo. Abbiamo fatto i nostri acquisti. Stop, Fioi, perché il primo anno se non si capisce un cazzo, Fioi. Sì, mi avete distrutto, ragazzi. Editor, lanciamo la... no, è editor cumendiano. Hashtag editor cumendiano. Editor cumendiano. Come? Hashtag mi sono rotto il cazzo. Boh, basta, ciao Fiori. Adesso elemento di Rulli. No, ciao. Adesso vediamo un attimo le finanze. Aspetta che devo capire un attimo. Stipendi. Adesso vediamo dopo questa. Anteprima. Contro l'Inter siamo. Proviamo subito la gente. Allora. Inigo per Naldo. Rinaldo lo mettiamo al posto di sto stronzo qua. Come quanto sei bello. Guarda, è proprio bellissimo, adesso sono un figo. Qua il posto... Tanto non lo userò mai. E Scuffet lo proviamo al posto di Benaglio. Vediamo come gioca. Proviamo, voglio provare anche qua il buon Terence. Contro l'Inter bisogna vincere. Difensori, vedi, però... Vabbè, proviamolo, tanto è un test, chi cazzo se ne frega. Teniamo Kane. Abbiamo Inigo Martinez a 80, no, non possiamo metterlo, proprio non possiamo. Naldo a 78, via che culo. E allora mettiamo Team Close. Vediamo Felipe. Madonna che merda però. Abbiamo delle merde obese proprio. A sto punto mettiamo... Siamo così. Mettiamo sto stronzo. No. Vai. E al posto di Inigo rimettiamo Rodriguez. Ok. Tino Werner lo mettiamo dopo. Perisic mi era piaciuto all'inizio, lo mettiamo al posto di Volland, che non sapeva per il suo ruolo super naturale, però proviamo. Anzi, Volland. Mettiamo, come mi saluti, ciao Antonio. Ciao Davide Pastore. Allora, allenamento. Mettiamo trequartista. Ah, ok, ok, a posto allora. Ok, Voland a posto. Niente, andiamo, fioi. Speriamo bene. 99. Siamo tutti a posto. Vai. Un abbraccio dall'Irlanda, grazie, ne ho bisogno perché ho mal di testa mortale. Adesso non avanzo più. Sì, qua mi metto un po' di pressione, voglio vincerla questa. Mi sta andando male in precampionato. Vai, fioi. Vediamo un po' contro l'Inter. Vandanara mi aspetto. Vai Romero. Kane. Kane per Schürrle. Vai Andres. Vai Andres. Vai Andres. 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 Schürrle. 1-0. Grande Andres. Calma, relax. Stiamo su controllo per il momento. De Bruyne. Schär. Luis Gustavo. De Bruyne. De Bruyne. Perisic. E non mi dà il rigore chiaramente. Hernanes. Secondo amichevole, ma far bene, cazzo. Icardi. Salutami, ciao Carmelo. Shaqiri, Kovacic. Schär. Dopo, visto che è finito il mercato... vabbè, no, niente, adesso pensiamo alla partita, dopo parliamo. Kane, Romero. Dobbiamo anche cercare...
di far sviluppare bene i giocatori. Attenzione ai cardi, cardi palo, mamma mia. La difesa, figlio, la difesa ha problemi. Meno male che hanno preso Inigo. Allora adesso ci alleniamo anche un po' in difesa. De Bruyne, Luis Gustavo, Romero, Schürrle, già è migliorata la squadra. Andrea Schürrle, silenzio 2-0. Ciao Riccardo Rusconi, grande Schürrle. Attenzione Hernanes, traversa. Mamma mia che culo, un palo, una traversa però. No, siamo già calmi. Eccola là, gol di Hernanes su punizione. Noica. Hernanes su punizione, 2-1. Vabbè. Ok. Energico. Avanti così, perimetro. Non mi sta dispiacendo la squadra. Io direi di tenerla fino per un altro quarto d'ora così, poi altri esperimenti. Anche se perdiamo dopo, chi se ne frega. Però devo provare Werner subito. Che non vedo il tempo, siamo al 60esimo. Ok. Allora, tattiche. Ora mettiamo Timo. Allora, Timo Werner. Uomo d'aria. Questo è il classico uomo d'aria. L'obesoide. Ok, l'obesoide. Maximilian Arnold. 79 Romero. Ma perché non me li prende così? Che puttana, detto Mario. Maximilian Arnold, giocatore su cui puntare. Centrocampista centrale, attacco. No, forse però era... Ok, perfetto. E Volland per Perisic, nella speranza che me lo... Oh, manco male. Vola, vai, proviamo. Timo Werner, energico. Voglio un grande spettacolo. A Werner, vai. Carrasco. Altro pupillo del Cume, Carrasco. Vediamo un po'. Werner lo sapete ragazzi, è un debole. Per lui Kovacic di testa, mamma mia. Attenti ragazzi, attenti, ha fatto dei diversi cambiamenti. Mamma mia, Arnold. Stiamo su controllo per il momento. Kevin Volland. Vai Klein, Klein. Ciao Davide Pastore, ti ho salutato Davide Pastore. Adesso l'importante è fare una vittoria con l'Inter. Adesso possiamo contare solo su noi stessi, però basta editor, basta tutto. Adesso siamo solo noi. Dai, teniamola dura, dai, teniamola. Luis Gustavo. Dai, fischi che andiamo a casa. Klein. Klein. Era mano questo. Comunque diventa 2-1. Bravi Fioi, finalmente. Ben fatto. Siamo giocato proprio bene, abbiamo giocato. Buono. Fanculo, viva il Cume, grazie ragazzi. Oh, primo turno della Pokal, ragazzi. Primo turno della Pokal. Si comincia a fare sul serio. Vittoria fortunata, mangiami il cazzo. Oh, il Borussia ha vinto la Supercoppa, bravi. Gaudino di merda. Ok. Non parlerò di questo in pubblico. Sono stati di 5 anni, sconfetto un boomer, ma stai zitto. Io non parlo solo quando voglio io. Evitati to. Allenamento devo andare adesso. Basta, il mercato è finito finalmente. Non ho preso Scuffet, basta mercato, feve prego. Adesso ho impostato la squadra. Ho preso un po' di giocatori che piacciono a me, giocatori che piacciono a voi. E adesso vediamo di far vincere qualcosa. Allora, allenamento. Adesso facciamo un bel difesa molto alto. Allora, facciamo 2 difesa molto alti. Gara capire. Cioè, c'è un crash, gara capire. Salviamo un attimo, torno con l'Inter storica. Ciao Power Strike Z. No, ma ho capito che è forte, però ho già preso Scuffet, non posso prendere 1000 portieri. Se no veramente dopo è un casino. Comunque ci sarà molto più divertente la parte giocata, secondo me. Sul mercato è un po' così. Adesso vediamo il Fosboro, un progetto almeno di vincere una liga, vediamo quanto riusciamo a stare.
Scuffet alla fine mi è piaciuto comunque, ha fatto una bella prestazione. Comunque, anche io sono uno che crede molto nei giovani, però lo sapete che su Football Manager non è facile parlare, ciaccolare. Tutte pensavo fosse più semplice, invece comunque su squadre così devo mettermi Real Madrid per fare il cazzone. Non è semplice, non è semplice, Cuba, non è semplice. Ok. Dai, i giocatori stanno crescendo. Ciao Dorenji Channel. Con il Leeds sì, è andata alla grande con il Leeds. Però là mi hanno dato più aiuti proprio perché sapevo che su Football Manager è dura così. È difficile perché è un gioco veramente lentissimo. Qua diciamo che abbiamo fatto le cose bene, tranquilli, senza problemi. Adesso vediamo chiaramente come va la squadra. Andiamo a vedere quello. Cioè, con Lezze mi ha dato l'aiuto iniziale, comunque cioè no, quello diciamo con le vittorie, che se vincevo mi davo più soldi. Ah, Douglas Costa era al Madrid, che sboro, però Real compra tutti. Supercoppa europea ha vinto, maledetti. 2-1. I osservatori me li sono già messi. Speriamo, dai, Bad, speriamo. Speriamo, cazzo, di avere una buona squadra. Faccio ancora fatica con le partite, Io che non trombo più di un'ora senza te. Come posso fare una vita senza te? Sei mia. Guarda, davanti con lei vorrei fare la prima di campionato e poi dal prossimo live cominciare a bomba a giocare. Sto mercato ci ha rallentato troppo, porca trota. Basta, il mercato è chiuso per questa sessione è chiuso. È chiuso, è chiuso. Ah, poi c'è. No, subito col Borussia Dortmund. Madonna, ci faremo le bombe. Aspetta, quante riserve ho da portare? 7 in Germania, non sono 12 come in Italia. Adesso il primo turno di Coppa, se non mica il primo turno di Coppa mi ammazzo, Sì, sì, Volland lo posso giocare assolutamente, io amo Volland. Smike, te lo dedicano loro perché purtroppo non posso segnare io. Ardita l'esordio in panchina. Ok. Sono difficoltà tra le motivazioni. No, no, no. I ragazzi sanno esattamente cosa fare. Tutte le partite sono uguali. Però vinceremo sicuramente questa partita. Non parlerò della formazione in questo momento. Ciao Marco Di Nunzio. Siamo stati in 102-103 oggi, It's incredible. It's incredible, veramente. Domani andiamo con PES. Io. Oba Martin scazzo con Leeds, che bella la stagione con Leeds. Leeds vince, bene. Buono. No, non te lo do, chi cazzi, oh. Comunque sono 7 le riserve, vero? O 12 sempre. Vediamo quante sono. Però qui close lo voglio tenere disponibile a sto stronzo. Inigo Martinez. Vai. Sì, 103 persone che consigliavano 103 giocatori diversi, è vero. È vero, Fioi, mamma mia, è stata dura, Fioi, ma ce l'abbiamo fatta. Niente, così non me li dà sempre. Sì, 7 riserve, ok. Ok. Kevin Volland. Io però faccio debuttare qua il buon Timo, Timo Werner. Uomo d'aria. Però ok. Sì, sì, mercato chiuso, adesso rifacciamo un attimo le riserve. Allora.
Difensore, ok, questo sicuro mi fa 2 ruoli, sinistro e centrale. Il porco a destra. Perisic fa tutte le ala destra e sinistra. Tielemans, centrocampista obeso. Arnold, altro centrocampista obeso. Harry Kane, attaccante. Chi mettiamo? Anche Naldo. Ok, salviamo e si parte. A che ora PES? Domani stessa ora? Alla stessa ora? Sempre 23. No, forse un po' prima parto con PES. Mamma mia, sono veramente sono distrutto, ragazzi, dal mercato. Facciamo questa e quella col Borussia, ragazzi, poi devo riposarmi. E prometto che nel prossimo live faremo un sacco di partite. Il mercato bisogna gestirlo meglio. La prima volta con live io mi scuso se non riesco a fare sempre le cose in maniera impeccabile. Grazie Dovakin. No, provo Scuffet per la coppa, rischio. Voglio rischiare. Non metto il portiere di riserva in caso se succede problemi, la rifacciamo chiaramente. Vai. Sì, domani per la partita di Royce veneziano. Scuffet. Mettiamo il 30. Inigo Martinez, il 6 non posso, vecchio. Ti mettiamo il 16, dai, sei Timo Werner. 32 la Bobone Vieri. Come in shock per il mercato, tutto perfetto. Grazie per le 2 ore. Se lo devi comprare. È un po' sorpresa, è un po' sorpresa. Ma io però, porco di quella merda, cioè... Noi vogliamo vincere, punto. Di quanto ho delle possibilità di vittoria l'assenza di Dominic? No, non mi interessa un cazzo di sto Dominic qua. Non lo conosco. Offensiva, le dovevamo attaccare questi, voglio una bella prestazione. In bocca al lupo, ragazzi. Ecco, Sciare è già incazzato, va a cagare. Abbiamo scioccato il come per il resto della vita. Ciao Flavio. Sì, me lo perdo Ferrero, perché se sono qua, ragazzi. Shurley, Romero. Werner, Timo, il piccolo Timo! Eccolo qua il mio pupillo! Timo, Werner, 1-0. Grande Timo, che gol ragazzi, che gol di Timo, porca puttana. Che gol di Timo ragazzi. Occhio però, piove col sole, bene. Ciao Carlo Cavallazzi. Shurley. Vai Andres ragazzi, meno male che il Forsberg l'ha preso, per quello che ho scelto il Forsberg, per De Bruyne e Shurley. Char. Luis Gustavo la passera, Werner, Timo, il mio Timo. Klein! Sì! Sentenza Timo, ragazzi, sentenza Timo! Vabbè, siamo qui morti, però, Cioè, stiamo giocando contro i morti, ufficiali. Cioè, quindi insomma... 2-0, dai, non cerchiamo di passare il primo turno di Coppa, cazzo. Però dà un po' di morale alla squadra, più che altro. Viva l'edit! Siamo offensivi per il momento, vediamo che la squadra, che si ripete, abbiamo un avversario abbastanza di merda. Vediamo quanto tiene con l'offensivo con una squadra scarsa. Shurley, Andres, vede Rodriguez. Rodriguez per Werner, mamma mia, eccolo qua. Ecco il piccolo Timo, Timo, peccato. Ragazzi, una cosa, come ho detto nel video introduttivo, se domani... se dopo 1 o 2 anni un giocatore diventa il mio staff preferito, me lo posso portare via nelle squadre che vado, perché diventa un po', diciamo, come per certi allenatori hanno i suoi pupilli, anche per me c'è questa cosa, quindi questa regola sarà l'unico bonus comendiano che ci prendiamo per questa cosa, per questa live comendiano su Football Manager, così ci divertiamo anche. La vera prova è col Borussia, lo so. Ok, facciamo un po' di turnover, mettiamo controllo perché abbiamo una partita importante, insomma non dovrei avere problemi, se persi se mi recuperano con questi posso andare anche a casa. Harry Cane, Aracane, niente, così non mi va, è incredibile, così non mi va.
Harry cane. Allora dov'è il buon cane? Ok. Proviamo però uomo dare anche cane. Perisic. Facciamo riposare Schürrle. Niente, oh, così non mi va. Ma perché? Sarà il live che mi vaneggia, non lo so. Perisic. E l'ultimo ce lo teniamo. Ok. Vai. Ok. Sì, vabbè, chiaramente la stagione iniziale, chiaramente, sì, sì, certo, dell'Erisor. Sì, Timo. No, ma più che altro l'Eritor, gli ultimi tre acquisti li ho fatti così perché non capivo più niente, cioè, con tutti sti nomi non riuscivo più a fare mercato, ragazzi. Noi vogliamo, noi trombiamo fino alla morte. Na 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 na. No, fio, attenti. Bravissimi, boom. Eccola là. Oh, facci i cambi, ma Cristo di un Dio, oh, gol. Dal Wolfsburg. Cos'è la squadra tarocca mia? Volland per cane. Attenzione, Romero! Miracolo del porco, mamma mia, che miracolo. Che miracolo. Vocash, no, fischia. Arbitro, no, se prendiamo il gol mi sparo. Finisce qua, 2-1, va bene, dai. È andata. Non diamo indicazioni perché non è una vittoria. Trovi deludente la vittoria. Non ne voglio più parlare. Basta, non perdere. 25 tiri a 3, attacca a cagare. Ok. Venere debutta. Sì. Abbiamo 8 possibilità di arrivare fino in fondo. Non commenti sui singoli. Ok, sono felice dei nuovi acquisti. Buon debutto di Inigo. Ok. Buono, Borussia Dortmund e poi si chiude sto live. E nel prossimo live ci partiamo partite a bomba, cazzo. Vediamo cosa combiniamo con il Wolfsburg dei record. Benaglio, De Bruyne. Facciamo così sennò Benaglio si incazza che si giocherà meno perché Scuffet non mi sta dispiacendo. Non so chi mettere per la prima partita, però forse è meglio mettere un uomo d'esperienza come il Bena. Come Cavani, no, non l'ho preso Cavani. Rodriguez. Cosa succede? No, che cazzo. No, non per i coglioni, eh. Vabbè, ecco, silenzio. Come decide il Comenda. Mourinho è l'ultima persona a cui Mourinho ha mani nel cash, ok? Notte Kumi, ciao Mimo87, ciao Tablet, metti il bene, ok. Anche voi meritete di mettere il bene. Maer del PSV mi ha offerto. Cazzo. Puttana. Ma so che però l'università centrale non gioca tanto con trequartista. Cioè, quanto vogliono, perché sinceramente non mi farebbe schifo Adam, eh. Abbiamo 6 milioni. Cazzo. Questo portiere Fosburg 2 in prestito vuole andare. Ah no. Vediamo. Vabbè, accettiamolo, no. Non si sa mai. Tanto per 49.000 euro. Ok. Prendilo merce poi, sì, cazzo. Ok, controllo se le quarte tedesche hanno fatto qualche acquisto. E si parte, siamo contro Klopp e siamo contro il mio Marchetto Royce. Speriamo di no. In casa giochiamo. Quanto vuole 16 milioni? No, aspetta, la potremmo fare così, rate mensili, 48 mesi. Così, vediamo. Pagherei 2 milioni praticamente. Chi lottare per le coppe quest'anno? Wolfsburg, chiaramente. Le prime prestazioni possono definire la mia preparazione.
Abbiamo fatto sta crescendo molto, non voglio sbilanciarmi troppo. Sarà fondamentale, beh, Kevin sì, assolutamente sarà fondamentale per il successo. Che l'Atletico Madrid batte 3-0 Real in Supercoppa andata. Sì, mi sono nel mercato invernale. No, è finito il mercato, ragazzi, è finito, non mi serve più nessun ruolo. Bayern, dai, speriamo subito nel crollo del Bayern. Niente, 4-0 ha vinto bene, fa piacere. Obiettivo è mi piacerebbe arrivare almeno quarto. Speriamo bene. No, Perisic fuori 3 settimane. Si parte male. Ma R 5 milioni, cioè 5 milioni subito praticamente pago. Vediamo se riusciamo a fare così. Sorteggio. Siamo su tutte le squadre. Siamo contro il Kickers Offenbach. Bene, dai, un po' di culo ci sta. Adesso vedi, crollo 3-0. Cume versus Cume. Buona fortuna a Cume, si fa sul serio adesso. E già Perisic è morto. Vai. Allora. Cosa? Ah, devo tessere, aspetta, salviamo un attimo per sicurezza. Perché se no fai gioco senza squadra, cioè. Per tesserarli basta metterli i numeri teoricamente. Cioè, non mi è più chiesto di registrarli. Notte, ciao Antonio. Perisic è morto, allora mettiamo... Vieirinha devo mettere. Lo so, ma se faccio più di azioni salenti ci mettiamo 100 anni, cioè quello è il problema purtroppo, capisci? Cioè... Il buon Gianluigi ha ragione. Vieirinha, vediamo che ruoli mi fa. E può farmeli, ok, mettiamo sto coglionazzo al posto di Perisic. Ok. Qua per registrarli vediamo un attimo. Ok, tutti registrati. Anigo, sì, vai, vai. Ok. Perfetto. Tattiche. Buono. Allora, siamo contro il Borussia. Non intendo discutere. E direi di partire. Applica consiglio. Vediamo cosa ha messo Kagawa. Royce. Royce non c'è per infortunio, penso. Sì, bene, questo è un colpo di culo. Gli mancano un po' di giocatori. Anche a Emerick. C'è l'Immobile in panchina. Vai. Energico. Facciamo cantare i tifosi, fiore. Finisce adesso. Gianluigi, lo so. Vai. Vediamo, ma rifacciamo così, questo possiamo farlo però. Ok. Abbassiamo un po' la velocità. Sì, lo so, ho messo Scuffet, ho fatto il cambio dell'ultimo secondo. Lo so. Voglio rischiare, io sono un attore che rischia solo un pazzo. Romero, ecco, adesso perdiamo. Vai Rodriguez, dai ragazzi, voglio vedere il buon Scuffet cosa mi combina. Shurley, Andres, il porco, Andres il porco, dai. Vai Andres. Ma porca puttana. Shurley. Romero. Klein, Volland, girati! Werner, Timo, sentenza di porca troia. Dai, stiamo giocando però, buono. Dai, cazzo. Dai. Incoraggiamoli che possiamo segnarla, cazzo. Incoraggia, dai. Attenzione, parte ancora Martinez, bravissimo Werner, Timo, sentenza, dove la tira, Timo? Ma dove cazzo la tiri?
Era un gol fatto, stiamo dominando. Attenzione a loro, Ramos. Bravo Luis Gustavo. Dai, che gli allenamenti in difesa stanno un po' funzionando, forse. Non parliamo troppo velocemente. Timo. Timo contro tutti. Timo contro tutti. Timo dalla destra. Timo dalla destra. Destra, Cristo. De Bruyne, Gustavo. Romero. Timo. 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 Volland. No, Weidfeller. No. No, Weidfeller, cosa mi ha preso? Cosa mi ha preso? De Bruyne. Romero. Come stiamo giocando da Dio Volland? De Bruyne, Romero, Volland, missile di Volland! Missile di Volland 1-0. Kevin, Paolo, Volland. 1-0, dai. Dai ragazzi, tutti insieme. Bender, speriamo che gli elementi difensivi siano serviti a qualcosa, preghiamo, fio, il Miki, c'ho il Miki, eccola là, appena detto, eccola là, Ramos, gol. Bel gol di testa di Ramos, al primo tiro, Dio santo. Al primo tiro, porca puttana. Attenzione, ancora Werner! Ma puttana, Weidfeller sta facendo i miracoli, ma come stiamo giocando, cazzo. Come stiamo giocando. 1-1, pazzesco. Luis Gustavo infortunato, merda. Maximilian Arnold deve entrare al suo posto. Questa non ci voleva, cazzo. Questa non ci voleva. Questa proprio non ci voleva. Dai, fioi, con calma. Possiamo ancora portare a casa la vittoria, ci credo. Ci credo. Adesso vediamo, potrei anche provare ad attaccarli. Kagawa. Ramos. Blaci. El Blaci. Bravo, bravo Rodriguez. Dai ragazzi, dai Fos, Timo. Vai Timo, come gioca Timo. Schürrle, Andres. Che minuto siamo, cazzo? Non capisco neanche niente. De Bruyne, Schar. Dai cazzo, facciamo un altro cambio. Dai Maximilian, prendila però Maximilian, chi cancari. Mkhitaryan. Bravo Schar, come hai recuperato Schar. Grande, 2 milioni abbiamo pagato Schar, fioi che sboggiami. Ok, Timo è un po' stanco, proviamo Harry Kane. Molto stanco. Uomo d'aria. E 73, abbiamo Inigo Martinez stanchino. Mettiamo Naldo. Ok. Non vorrei prendere infortuni, cazzo. Dai, fioi. Attenzione! Andres! Schürrle! Questa è la classica partita che perdiamo. Stiamo dominando. Pazzesco. Pazzesco. Pazzesco quanto ce ne stiamo mangiando. Quanto ce ne stiamo mangiando, porca puttana. Scandaloso. Scandaloso proprio. Proprio scandalosissimo. Dominio puro, il gol di Ramos, va a cagare. Dai fioi, dai. Cacao infortunato. No, guarda, se avuto il mezzo di fare queste stronzate mi incazzo, però, perché fine partita, dai, 1-1. Però grande prestazione, sono molto molto soddisfatto. Sì, sono molto soddisfatto. Sono Martinez incazzato, ma sono molto soddisfatto. Buon punto giocando un calcio meraviglioso. Bravi fieri. Buono raga, io vado perché ho un mal di testa che sono finito. Luis Gustavo 3 settimane fuori, facciamola qua. Ok. Voglio pensare ad altro. No comment.
Migliore in campo? No, assolutamente no, Mkhitaryan, vai a cagare, Miki. Ok. Klopp è incazzato perché ne ha infortunato troppi giocatori. Notte ragazzi. Non mi denerò neanche di dare una risposta. Buono raga, salviamo. È stato un live un po' così, chiaramente un po' statico perché c'era tanto mercato da fare, ma l'abbiamo completato. Adesso abbiamo cominciato bene in Coppa di Germania e bene in campionato con un pareggio con il Borussia. Dal prossimo live parte la vera carriera come indiana. Va buono raga, notte a tutti, grazie per i consigli. Siete stati veramente meravigliosi. Si sto morendo, lo ammetto. E niente, domani PES, però farò il video annuncio, farò un piccolo video così spiego insomma che ci sarà il live di PES. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Il Cube è distrutto. Hashtag!